In prefettura la consegna delle onorificenze. L'Odierna di Palma partecipa al progetto nazionale L'Italia siamo noi. Scuole in festa oggi a Favara. Il boss mafioso fedelissimo di Totò Riina ha lasciato il carcere dopo aver scontato 25 anni. Esplode l'indignazione. La DIA di Palermo notifica l'avviso di conclusione delle indagini a 35 persone coinvolte nell'inchiesta che ha fatto luce sul paracco di Palma di Montechiaro. Da oggi ristoranti anche al chiuso e tazzina di caffè al bancone, si torna anche allo stadio, ok ai vaccini Pfizer a chi ha dai 12 ai 15 anni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In occasione del 75° anniversario della Fondazione della Repubblica, il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, consegna le onorificenze al merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti nello svolgimento di servizi nelle carriere civili e militari e in attività sociali. Sono inoltre state consegnate le medaglie d'onore alla memoria di cittadini deportati nei campi di concentramento nazisti. Poi domani, mercoledì 2 giugno, giorno dell'anniversario, al Viale della Vittoria, Villa Bonfiglio, alle ore 10:30 si svolgerà la cerimonia della deposizione della corona di fiori al monumento ai caduti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nell'ambito delle celebrazioni del 75° anniversario della Fondazione della Repubblica, il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha voluto consegnare nel Palazzo di Città, anche se in forma ridotta, le onorificenze al merito della Repubblica Italiana, che vanno ai cittadini, ai militari, che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei servizi nelle carriere civili, militari o attività sociali. Questi premiati: Giuseppe Monreale, dirigente della sezione Polizia Stradale di Agrigento, l'ispettore di Polizia di Stato Salvatore Iachi, Salvatore Governale, comandante in seconda della Capitaneria di Porto Empedocle, luogotenente Roberto Mangione, in servizio a Lampedusa presso l'ufficio marittimo, Marzio Tuttolomondo, responsabile della protezione civile del Libero Consorzio di Agrigento. Una medaglia d'onore da parte del Capo dello Stato è stata assegnata alla memoria del concittadino narese Calogero Barbara, consegnata al nipote. Come ho detto prima, quest'anno io la sento particolarmente questa circostanza, perché dopo tanto tempo stiamo insieme, abbiamo organizzato questa piccola cerimonia con una rappresentanza che, seppure con numeri contenuti, di persone che veramente hanno dato al Paese qualcosa in più di quello che è il normale lavoro di tutti i giorni. Quindi in questo momento premiare chi si è distinto nelle carriere civili, militari, non perché abbia svolto regolarmente il proprio dovere, ma perché veramente ha fatto qualche cosa di più, di diverso, con spirito di servizio a 360 gradi, è motivo di grande soddisfazione e direi di gioia, di speranza. Ecco, dobbiamo viverle così ora, queste circostanze. Intanto è un premio molto prestigioso e sono davvero contento e onorato di averlo ricevuto. Certamente il mio impegno è stato costante, però è un premio veramente che mi fa veramente onore e forse anche meritato, insomma, nel senso che è davvero un onore ricevere un premio da parte del Presidente della Repubblica. Secondo me un riconoscimento dovuto anche per il mio lavoro e perché ho prestato tanti anni di servizio allo Stato. Ringrazio il Capo dello Stato e tutte le varie autorità. È un riconoscimento importante, naturalmente sono molto emozionato e allo stesso tempo lusingato di questo alto riconoscimento, insomma, da parte del Capo dello Stato. Sono anche, come dire, consapevole di averlo ricevuto immeritatamente, perché non si fa mai abbastanza per ricevere un titolo del genere, per il significato che ha, ma questo sarà di sprono per fare sempre di più e sempre meglio per la collettività. D'altronde è quello che caratterizza me, devo dire, e l'amministrazione a cui appartengo. Per me è un onore e questo lo
condivido e lo dedico a tutti i miei colleghi che tutti i giorni in mare, io sono in comando a Lampedusa, si adoperano per il servizio e il bene altrui, e quindi non posso che condividerlo con gli altri, perché questa attestazione certamente dà risalto a tutte quelle attività silenziose che si fanno per aiutare chi è nel bisogno e nell'estrema necessità. Secondo me in un anno che è stato difficile per tutti sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento. Devo ringraziare sicuramente il nostro commissario di Pisa che mi ha segnalato e Sua Eccellenza il Prefetto che ha confermato quanto di buono abbiamo fatto in questo anno. Una medaglia d'onore del Capo dello Stato ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra è stata conferita oggi in prefettura alla memoria di Calogero Barbara. Insignito ha ritirato il nipote Calogero. Presente all'iniziativa anche il primo cittadino di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara. Devo dire che è una grande emozione e io mi congratulo con questo suo giovane nipote, che peraltro porta nome e cognome del nonno Calogero Barbara, che ha avuto anche la capacità di comprendere quale iter seguire per aver riconosciuto questo riconoscimento, scusate il bisticcio di parole, per il nonno che è stato deportato in Germania. Sono particolarmente orgogliosa perché questo giovane ragazzo, nel rendere onore alla memoria del nonno, ha voluto e vuole tramandare anche ai ragazzi della sua età e anche più giovani quello che significa il rispetto della dignità e della vita di una persona. Questi sono proprio documenti ufficiali del periodo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Questo qua che ho in mano, questo è un documento che facevano firmare nel campo di concentramento di Dachau, quando il prigioniero gli veniva dato come premio una razione di cibo consistente in bucce di patate. Questo lo so tramite i racconti di mio padre. Questa tesserina qui in giallo, si può vedere la foto di mio nonno vestito da militare, è la tesserina rilasciata dalla milizia francese nel momento in cui ha deciso lui di passare tra le file dei partigiani e per combattere il nazismo. E questa è la sua foto degli ultimi anni di vita, poi lui è sopravvissuto, è ritornato, ha fatto famiglia ed è morto nel 1987. Di mio nonno mi porto la necessità, che secondo me durante il corso della storia non deve mai venire meno, di combattere per la libertà, di combattere per il rispetto della dignità delle persone, di combattere per l'uguaglianza, la giustizia, tutti quei principi che hanno fondato la nostra Costituzione. Domani appunto si festeggia la festa della Repubblica e allora è ancora un orgoglio più grande per me essere qui a ricevere la medaglia. Innanzitutto perché appartengo alla grande famiglia degli insigniti al merito della Repubblica Italiana, in quanto sono grande ufficiale, e per tale grado sono stato invitato da Sua Eccellenza il Prefetto a partecipare a questo avvenimento che avviene il 2 di giugno e anche alla fine dell'anno. È un momento molto importante, significa il riconoscimento nei confronti dei servitori dello Stato o dei cittadini che hanno dato tanto al proprio Paese nell'interesse generale e della comunità. Le storie dei primi 75 anni della Repubblica Italiana raccontate dagli studenti. Per questo nasce l'Italia Siamo Noi, un progetto nazionale che intende promuovere lo studio della storia e della cultura in generale attraverso una piattaforma digitale dove i protagonisti del processo di ricerca sono gli studenti. Una delle scuole scelte per questo progetto sperimentale è l'Odierna di Palma di Montechiaro. C'è il servizio. Questo progetto L'Italia Siamo Noi è un progetto di sperimentazione di metodologie didattiche innovative che noi abbiamo curato proprio all'interno di questo Piano Nazionale Scuola Digitale per il Ministero dell'Istruzione.
Il Ministero dell'Istruzione ha previsto tutta una serie di iniziative dedicate ai 75 anni della Repubblica che cadranno il 2 giugno 2021 e quindi questo progetto si pone proprio l'obiettivo di coinvolgere le scuole italiane nell'approfondimento della storia repubblicana, in particolare quindi da giugno 1946 fino a oggi. Quindi questa Italia Siamo Noi in realtà è una piattaforma digitale che permette agli studenti, alle studentesse e agli studenti di affrontare delle ricerche storiografiche coprogettate. Per la prima volta sarà realizzata una piattaforma digitale sulla storia della nostra Repubblica. Siamo stati scelti tra le pochissime scuole d'Italia e questo chiaramente ci gratifica. I nostri ragazzi sono stati divisi in 3 squadre e hanno affrontato 3 argomenti legati chiaramente al territorio: la storia del Giudice Livatino, la storia della Sagra del Mandorlecchiore e del Festival internazionale del folklore, e dal punto di vista letterario invece hanno affrontato lo sviluppo della letteratura di Andrea Camilleri. Questo chiaramente ha permesso lo sviluppo di competenze di tipo storico, geografico, antropologico e una valorizzazione del territorio. L'idea di questo progetto è quello di effettuare delle ricerche su delle tematiche che riguardavano la Repubblica e inserire all'interno di una piattaforma. Alla fine tutti questi pezzettini venivano uniti all'interno di una unica ricerca e pubblicati. Al momento della pubblicazione veniva generato un QR code perché l'idea del progetto effettiva è quella di andare per l'Italia nei posti oggetto della ricerca a posizionare questo QR code in maniera tale che i visitatori con il loro cellulare catturando questo QR code potevano accedere alla ricerca. Quindi diciamo che l'idea era quella di far vedere l'Italia dal punto di vista degli studenti e della scuola. I ragazzi hanno risposto sin da subito positivamente, hanno compreso profondamente il significato, il messaggio di questa straordinaria festività, comprendendone quindi il valore. Da qui, quindi da questo percorso di ricerca, di riflessione, di approfondimento, i ragazzi hanno compreso la validità, o meglio l'importanza di determinati valori. Questi valori si pongono come antidoto all'ignoranza, alla delinquenza, insomma, indicando anche all'odio, insomma, indicando quindi la strada la strada della legalità, la strada della giustizia e della conquista della piena cittadinanza, perché i ragazzi devono costruirsi, devono formarsi per diventare i cittadini consapevoli della nostra società. L'uccisione di Livatino ha tanto sconvolto la nostra cittadina perché alcuni dei nostri conterranei sono stati macchiati di questo delitto. Egli era un giudice onesto a cui non interessava la carriera, non aveva secondi fini e soprattutto non voleva la scorta per non uccidere agenti innocenti. Ha saputo conciliare la fede e la professione. Ho imparato ad apprezzare di più le bellezze culturali, ambientali e la vegetazione della nostra Sicilia. E ho anche imparato che la tutela della cultura e dell'ambiente è molto importante, specialmente se si vuole avere uno sguardo al futuro ma pur sempre contenendo la propria identità. Non conoscevo del tutto il fine della sagra e sono rimasto stupito quando ho scoperto il fine nobile. Infatti la sagra è messaggera di messaggi molto importanti, ad esempio la pace e la tutela di tutte le culture. Ogni regione è ricca per cultura, arte e storia di cui è orgogliosa. Grazie a questo progetto ho potuto approfondire la figura dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, che esprime nelle sue opere l'amore per la società, per la mentalità, per le tradizioni e per i modi tipici di vivere in Sicilia. Io ho seguito queste storie e sono rimasta colpita dal senso di giustizia e onestà che porta ad operare i principali personaggi per rendere migliore la società in cui vivono. È stata un'esperienza bellissima ma anche divertente, ci ha aiutato a crescere culturalmente, ma ci ha fatto anche capire l'importanza di lavorare in gruppo in questo periodo abbastanza difficile. È stato interessante capire il vero significato di tutto quello che viene svolto all'interno. Di non demordere mai dalle proprie idee e di non cercare di spiegare nel sì e nel no.
perché altrimenti sarebbe un compromesso. Nel progetto è stato appunto quello di ricreare un video significativo del giudice Rosario Livatino e ho ricreato anche un'immagine dove ritraeva appunto il giudice e anche la mia città, cioè Palma di Montechiaro. È un progetto sperimentale, pensate a questo punto di riproporlo nei prossimi anni? Allora, il progetto sarà presentato in occasione del 75° anniversario della Repubblica Italiana. In realtà il sito è una fase di beta testing, quindi sono presenti queste ricerche che poi verranno ancora di più approfondite. In realtà noi pensiamo da settembre di coinvolgere un maggior numero, diciamo, di scuole, in un periodo, diciamo, più lungo, e quindi non è un progetto che è iniziato e finito, è un progetto che è appena iniziato in fase sperimentale e che permetterà il coinvolgimento di tutte le scuole italiane attraverso una modalità che sarà la pubblicizzazione di questa piattaforma in questo momento, ma poi abbiamo all'interno del sito una specie di forme all'interno del quale, diciamo, le scuole che vogliono essere volte potranno chiederci informazioni. Il fatto di far sì che gli alunni di varie scuole d'Italia da un lato siano in competizione ma dall'altro vengano amalgamati, perché poi alla fine compartecipano tutti a un unico progetto, questo fa sì che siano più attenti, più portati a studiare, a fare le ricerche, a documentarsi. Allora, questa piattaforma è proprio sposa proprio il discorso delle metodologie didattiche innovative, cioè è vero che ci sta l'insegnante che deve comunque fare lezioni agli studenti, gli studenti devono apprendere, quindi ci deve essere sempre una preparazione da parte del docente, ma sicuramente dopo ci sta comunque un gruppo di studenti che lavora insieme e quindi con questa modalità di coprogettata è più facile, diciamo, che i ragazzi possano approfondire degli aspetti che magari sui libri di testo non vengono magari subito percepiti. Cioè i ragazzi hanno la possibilità in questo modo di essere protagonisti di una storia che è passata, in modo tale che possano anche capire quali sono le nostre radici e quindi poi insieme riuscire a capire qual è la rotta da dove magari noi vorremmo andare. E poi magari riescono a trattare argomenti di profondità che forse un programma didattico non arrivano in genere a toccare. Sì, diciamo c'è anche questo, ma c'è anche il fatto che loro in questo modo vedono la storia in modo diverso, perché devono andare alla ricerca di testi, di testi musicali, di forme multimediali, e quindi possono approfondire anche proprio alcuni aspetti che magari non si approfondiscono nei libri di storia. E gli studenti di ogni ordine e grado di Favara oggi, un giorno in anticipo, hanno festeggiato il 2 giugno con una manifestazione, la scuola in festa della Repubblica. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta stamani a Favara l'iniziativa denominata La Scuola in Festa della Repubblica 2021, con un giorno di anticipo, per ricordare la festa della Repubblica che sarà domani 2 giugno, così modo agli studenti degli istituti scolastici favaresi di vivere l'evento. Le scuole partecipanti sono state l'Alberghiero Ambrosini, il Comprensivo Brancati, il Professionale Fermi, il Bersagliere Mendola, il Liceo Martin Luther King, il Comprensivo Guarino e il Falcone Borsellino. L'iniziativa è stata voluta dall'ANPI, dal Centro Studi e Ricerca Marrone. Abbiamo anticipato il giorno prima, diciamo, del 2 di giugno questo avvenimento importante della storia italiana. Il motivo ovviamente è legato alla presenza degli alunni e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Favara. Per questo abbiamo deciso di farlo oggi, però nulla toglie, diciamo, alla storia, alla pagina gloriosa di questa festa della Repubblica, la lotta tra la monarchia e la Repubblica, con il successo che alla fine, con quasi 2 milioni di voti in più, ha avuto la Repubblica. Gli insegnamenti di quell'occasione, di quell'avvenimento storico, sta proprio in questo, sta nel volere
che i ragazzi conoscano questa pagina, perché la memoria è un fatto importante e non può essere assolutamente perduto. Noi siamo felici questa mattina di essere qui assieme a tutti questi ragazzi, a queste ragazze, ai dirigenti scolastici, all'amministrazione comunale che ci ha supportato, diciamo, nell'organizzazione della manifestazione. Pensiamo di ripetere per il prossimo anno questa manifestazione, considerato che negli anni passati purtroppo non è stata mai ricordata la festa della Repubblica. Una prima iniziativa in presenza per un'occasione straordinaria, ricordare i valori fondativi della nostra Repubblica per una ripresa attraverso la scuola. Un momento importante, ritorniamo ad appropriarci dei nostri spazi e dei momenti di condivisione. Oggi c'è la scuola in tutti gli ordini e gradi e in tutte le articolazioni che sono presenti in questa comunità. C'è il comune, siamo di fronte al Palazzo di Città, c'è un'associazione Lampi che generosamente e con tanta professionalità offre questi spazi di democrazia. Oggi celebriamo la festa della Repubblica e pur con un pensiero rivolto al dolore che ci ha accompagnato in questi mesi di pandemia, vogliamo rilanciare un messaggio di speranza, di ottimismo, perché ci sono i giovani che sono la nostra principale preoccupazione, che sono la speranza di un domani migliore fatto di responsabilità, di democrazia e di futuro vissuto da protagonisti. No, noi naturalmente non potevamo mancare, ma siamo presenti a Favara diciamo da tempo e con iniziative anche di altissimo livello. Qui c'è il presidente Carmelo Castronuovo, l'altro presidente Sasa Manganella, che sono organizzatori di iniziative che hanno un rilievo enorme. Naturalmente celebrare la festa della Repubblica è come parlare della storia di un inizio importante che dopo la fine del fascismo, diciamo, attraverso la resistenza e il combattimento, ha portato alla costruzione, prima di tutto alla scelta della Repubblica, la scelta repubblicana, mandando via una monarchia che aveva tradito il paese e lo aveva abbandonato nell'ultimo momento. Da questo, diciamo, partiamo nel momento in cui è il preludio, diciamo, della Costituzione. Da questo momento si elegge la Commissione Costituente, la Costituente, e si approva la Costituzione, e da lì parte la rinascita del paese. I carabinieri della compagnia di Misilmeri, su delega della Procura della Repubblica del Tribunale di Termini Imerese, hanno eseguito ieri un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP a carico di una 46enne della provincia di Agrigento, insegnante in una scuola dell'infanzia di Villa Frati in provincia di Palermo, ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti verso fanciulli. Le indagini hanno tratto origine dalla denuncia sporta dalla madre di un'alunna di 3 anni, accortasi di una variazione caratteriale e di particolari comportamenti assunti dalla bambina, indicativi di malessere verosimilmente causato dalla frequentazione scolastica. I successivi accertamenti hanno messo in luce la condotta sistematica dell'insegnante, consistente in reiterati atti di violenza psicologica e fisica, urla, minacce e percosse nei confronti degli alunni, tutti di età inferiore ai 4 anni. Il quadro indiziario delineatosi a carico dell'insegnante e l'abitualità della condotta contestata hanno consentito al GIP di Termini Imerese di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della 46enne.
Giovanni Brusca è libero. Il boss mafioso e fedelissimo di Totò Riina ha lasciato il carcere dopo aver scontato la pena di 25 anni con 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della condanna. Sarà sottoposto a controlli e protezione ed a 4 anni di libertà vigilata, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano. Vediamo. È una notizia che sicuramente non mi fa piacere e si potrebbe aggiungere un'offesa per molti che punta al cuore delle vittime di quella strage. Dovevano buttare via le chiavi, sono le prime parole con le quali Giuseppe Costanza, autista del giudice Giovanni Falcone scampato alla strage di Capaci, commenta la scarcerazione per fine pena dell'ex boss Giovanni Brusca. Costanza ha poi aggiunto: sono trascorsi 29 anni da quel giorno, ma né Falcone né la moglie né i ragazzi della scorta potranno mai ritornare in vita. Che paese è il nostro? Chi si macchia di stragi del genere per me non deve più uscire dalla galera. Dura anche la reazione di Tina Montinaro, la vedova di Antonio Montinaro, il capo scorta di Giovanni Falcone. Sono indignata, sono davvero indignata, dice lo Stato, ci rema contro. Dopo 29 anni non conosciamo ancora la verità sulle stragi e Giovanni Brusca, l'uomo che ha distrutto la mia famiglia, è libero, mentre Maria Falcone, sorella del giudice Falcone, dopo la notizia della scarcerazione di Brusca, ha voluto sottolineare come umanamente è una notizia che mi addolora, ma questa è la legge, una legge che peraltro ha voluto mio fratello e quindi va rispettata. Mi auguro solo che magistratura e forze dell'ordine vigilino con estrema attenzione in modo da scongiurare il pericolo che torni a delinquere, visto che stiamo parlando di un soggetto che ha avuto un percorso di collaborazione con la giustizia assai tortuoso. Questo invece è il commento del leader della Lega Matteo Salvini, autore della strage di Capaci, assassino fra gli altri del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido perché figlio di un pentito. Dopo 25 anni di carcere il boss mafioso Giovanni Brusca torna libero. Non è questa la giustizia che gli italiani si meritano. Per Rita Della Chiesa la scarcerazione di Brusca è una vergogna di Stato. Sono sconvolta per quanto accaduto. Arrivano anche le parole del sindaco di Roma Virginia Raggi, che in un tweet scrive: Brusca libero, non voglio crederci, una vergogna inaccettabile, sempre dalla parte delle vittime e di chi lotta e ha lottato contro la mafia. Ma procediamo a ritroso. Ha lasciato dunque il carcere dopo 25 anni per fine pena il boss mafioso Giovanni Brusca, fedelissimo del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina, prima di diventare un collaboratore di giustizia, ammettendo tra l'altro il suo ruolo nella strage di Capaci e nell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Ha lasciato il penitenziario di Rebibbia a Roma con 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della condanna. Sarà sottoposto a controlli e protezione da 4 anni di libertà vigilata, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano. La notizia ha trovato conferma in ambienti investigativi. Brusca è stato scarcerato per effetto della legge del 13 febbraio del 2001, grazie alla quale per lo Stato italiano ha finito di scontare la propria pena detentiva, avendo scelto di collaborare con la giustizia, ha ottenuto gli sconti di pena previsti dalla legge. Arrestato da agenti della Polizia di Stato il 20 maggio del 1996 in una villetta vicino ad Agrigento, dove il boss era con il fratello Enzo e le rispettive mogli e figli, ha ottenuto la patente di pentito nel marzo del 2000 dopo lunghe polemiche. Negli anni passati aveva ottenuto l'autorizzazione dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma, grazie alla buona condotta, di godere permessi premio di qualche giorno. I familiari delle vittime avevano già espresso le loro preoccupazioni quando si è cominciato a porre già l'anno scorso il problema di rimandare a casa un boss dalla ferocia così impetuosa da meritare l'appellativo di Scanna Cristiani. Ora però si apre un caso complicato di gestione della libertà del boss e dei suoi familiari. I servizi di vigilanza, ma anche di protezione previsti dalla legge, dovranno tenere conto dell'enormità dei delitti e delle stragi che lo stesso Brusca ha confessato. Non solo ha ammesso di aver coordinato i preparativi della strage in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta, ma ha confessato numerosi altri delitti nella zona di San Giuseppe Jato. Ha soprattutto ammesso le sue responsabilità nel rapimento e nella crudele soppressione di Giuseppe Di Matteo, figlio tredicenne del collaboratore
Arturo e Santino Di Matteo. Santino Di Matteo era tra tutti il depositario dei segreti più ingombranti della COS, che aveva cominciato a svelarli al procuratore Giancarlo Caselli, ai magistrati della DDA palermitana, davanti alla prospettiva di trascorrere in carcere il resto della vita. Anche lui, qualche mese dopo l'arresto, ha cominciato a rivelare in retroscena il contesto di tanti delitti e degli attentati a Roma e Firenze del 93. Brusca non nascondeva il tormento di ripassare in rassegna i suoi crimini più odiosi e quelli di cui era a conoscenza, ma mise da parte ogni remora quando ebbe la certezza che ne avrebbe ricavato quei benefici che ora gli hanno ridato la libertà. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha notificato l'avviso di conclusione indagini nei confronti di 35 persone coinvolte nell'operazione Oro Bianco che lo scorso gennaio fece luce sul paracco di Palma di Montechiaro guidato dalla famiglia Pace. In quell'occasione i carabinieri del comando provinciale di Agrigento arrestarono 12 persone, oltre al capo del clan Rosario Pace anche un consigliere comunale in carica, Salvatore Montalto, considerato dagli inquirenti uno dei capi decina della famiglia. L'inchiesta muove i primi passi nel palermitano, ma ben presto si sviluppano i collegamenti con la provincia di Agrigento, collegamenti che sono stati tracciati anche dal collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta. Dalla figura di Salvatore Troia, uomo d'onore di Villabate, si è giunti a Favara, dove era in contatto con Giuseppe Blato, il fratello più noto Domenico, favoreggiatore della latitanza di Giovanni Brusca a Cannatello. L'accusa per gli indagati è di essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano per commettere gravi delitti, acquisire la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti e servizi pubblici e procurare voti eleggendo propri rappresentanti in occasione delle consultazioni elettorali. La squadra mobile di Palermo, guidata da Rodolfo Ruperti, ha fermato questa notte 3 uomini con l'accusa di omicidio. Sarebbero i sicari che domenica notte alla Vucciria hanno freddato con 3 colpi di pistola il 26enne Emanuele Burgio, figlio del boss Filippo Burgio. Ad incastrarli sono state le telecamere. Per gli investigatori ci sono pesanti indizi che portano alla responsabilità di 3 uomini che non hanno grossi precedenti alle spalle. Le prime indagini dicono che Burgio sarebbe stato ucciso per aver tentato di allargare il suo giro di spaccio dalla Vucciria al Borgo Vecchio. Adesso si lavora per approfondire più chiaramente il movente del delitto, per capire soprattutto se Cosa Nostra lo ha autorizzato oppure tollerato. La comunità stefanese è molto provata dai fatti accaduti, perché è sicuramente il fatto più tragico che si sia verificato nella storia del nostro comune, almeno da qualche secolo a questa parte. E però la comunità stefanese è una comunità forte, fatta da gente laboriosa, abituata a costruire il proprio domani col sudore del proprio lavoro. È una comunità che tante altre volte la storia, episodi come questi, tragici, ancorché non di questa dimensione, di questa natura, hanno profondamente segnato, però ha sempre trovato in sé la forza poi per ripartire, per riprendersi, per tornare a essere protagonista. La nostra è una comunità che è stata segnata soprattutto nella carne viva del proprio tessuto sociale, perché all'interno del proprio tessuto sociale ha nel suo DNA un grande spirito di accoglienza. È nota nel mondo, in Sicilia, non solo per le sue ceramiche, ma anche e soprattutto per questa sua peculiare qualità, cioè quella di essere composta da gente che davvero del principio della socializzazione, dell'accoglienza, dello stare accanto ai propri conoscenti nei momenti di difficoltà, ne ha fatto davvero un principio di vita. Quel banco vuoto è un messaggio per l'intera comunità, per i suoi compagni di scuola, ma credo per l'intera comunità di Santo Stefano, perché sul rispetto a quel banco vuoto bisogna interrogarsi. Quando si verificano episodi drammatici come quelli che collettivamente stiamo tutti vivendo, c'è sempre una responsabilità collegiale.
tra società civile, istituzioni pubbliche, istituzioni scolastiche, semplici amici, nucleo familiare, cioè la responsabilità di persone che magari un po' distratte, un po' prese da tante cose, da troppe cose, non hanno saputo cogliere una condizione di fragilità, di bisogno, una necessità, una richiesta di aiuto che magari, come dire, in maniera molto sfumata e molto larvata trapelava dai comportamenti, dalle parole, dalle confidenze di Mariolina e di Alessandra. Ecco, io credo che oggi la comunità deve fare tesoro di quanto accaduto, perché una comunità è vocata a diventare più forte solo se riesce a essere più solidale. C'è un'attività investigativa in corso affidata a strutture di eccellenza, perché tali sono i militari dell'Arma dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra, che rappresentano un'eccellenza. Tale è la struttura della Procura di Patti, con in testa il procuratore Cavallo, a cui va la nostra massima assoluta stima, massima e assoluta fiducia. Io credo che dal loro lavoro si riuscirà a ricomporre un quadro d'insieme per capire le ragioni, le motivazioni che hanno i fatti correlati alle ragioni e alle motivazioni che poi si sono verificati, e per riconsegnare alla comunità una verità storica. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Pranzi e cene consentite anche al chiuso dei ristoranti e tazzina di caffè al bancone del bar, ma anche la possibilità di tornare allo stadio, seppur con numeri contingentati. Sono alcune delle novità tra le più attese che da oggi seguono un nuovo step nel calendario delle riaperture. L'allentamento arriva in un'Italia in prevalenza zona gialla, ma con 3 regioni già bianche: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che dicono addio in anticipo sul resto del paese al coprifuoco delle ore 23. Vaccini Pfizer a chi ha dai 12 ai 15 anni, il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Lello Casesa. I ragazzi dai 12 ai 15 anni potranno finalmente vaccinarsi utilizzando Pfizer. Lo ha deciso la Commissione europea e l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Le regioni dunque potranno programmare le somministrazioni senza tener presente dell'età anagrafica già dai prossimi giorni. In una nota ufficiale l'AIFA scrive: dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. Gli Stati membri possono ora decidere di estendere la loro campagna ai più giovani, ed è quello che sarà fatto nei prossimi giorni con il coinvolgimento dei pediatri. Considerato che ogni pediatra in media ha in carico circa 200 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 16 anni e che ogni fiala può essere divisa in 6 dosi, e calcolando l'uso di una fiala al giorno, quindi 30 somministrazioni a settimana, dichiara Paolo Piasci, presidente della Federazione Pediatri, possiamo arrivare a 120 adolescenti vaccinati per ogni pediatra con la prima dose in un mese, e quindi completare tutta la platea 12-16 anni in un mese e mezzo, 2 al massimo. L'obiettivo di una ripartenza in sicurezza delle scuole è realistico e, riuscendo a vaccinare giovanissimi, dovrebbero ulteriormente diminuire i contagi. Oltre 23 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose, quasi il 40% della popolazione, e 12 milioni di persone sono al completo con 2 dosi. Un dato rassicurante che, in attesa della stagione estiva e del numero dei vaccinati, vede sempre di più abbassare i contagi e soprattutto le terapie intensive. L'azienda provinciale di Ragusa ha sospeso dal servizio i dipendenti che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Sarebbero circa 30 tra medici, infermieri e operatori sanitari. Il provvedimento ha effetto immediato ed è valido fino al 31 dicembre prossimo e prevede anche la sospensione della retribuzione di ogni altro compenso. L'azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha agito in base alla nuova normativa in materia introdotta
introdotta dal decreto legge di aprile, che prevede l'obbligo di vaccinarsi per medici, infermieri e operatori sociosanitari. La direzione dell'azienda sanitaria aveva intimato ai lavoratori che non si erano sottoposti al vaccino a provvedere entro 5 giorni dalla segnalazione trascorsi i quali si sarebbe data attuazione al decreto legge. Negli scorsi mesi la Procura di Agrigento, il Demanio e la Capitaneria di Porto hanno autorizzato la nuova proprietà ad eliminare il relitto dell'ex chiosco Baraonda che da anni giaceva abbandonato e vandalizzato sulla spiaggia del Viale delle Dune a San Leone. Accade ora che dal bagnasciuga spuntano resti taglienti, arrugginiti e pericolosissimi per la balneazione. Mariamico invita la proprietà e gli enti preposti di voler effettuare un urgente sopralluogo al fine di risolvere tale problematica prima che qualcuno si faccia seriamente del male. Lo denuncia in una nota l'associazione ambientalista Mariamico. Ma oggi sono qua perché ho raccolto il suggerimento e l'input dell'onorevole Calderone per verificare la situazione della viabilità complessiva in questo segmento della provincia di Messina, a seguito soprattutto, ma non solo, del sequestro che la Procura ha posto in essere sui cavalcavia appunto di competenza del CAS, ritenendoli non adeguati e non sicuri per la circolazione stradale. Noi abbiamo immediatamente come governo regionale compulsato il CAS al fine di poter dimostrare quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si stanno mettendo in essere. In effetti c'è tutta una pianificazione che il CAS ha già rappresentato alla Procura della Repubblica. Siamo fiduciosi che entro breve ci si potrà, confrontare su questo e finalmente possono essere dissequestrati questi manufatti al fine di consentire anche al Consorzio Autostrade di procedere con gli interventi appunto di messa in sicurezza di questi cavalcavia. Siete in grado di darci dei tempi certi? Guardi, i tempi certi non dipende da noi possiamo soltanto stimolare questi interventi, possiamo stimolare il CAS al fine di presentare un programma credibile con dei progetti che possono confermare la bontà degli interventi di manutenzione appunto ordinaria e straordinaria. Devo dire che comunque c'era una pianificazione, se considerate che tra questi manufatti sequestrati viene uno su cui passa anche il treno e quindi il treno continua a passare, attenzione, quindi significa che poi così insicuro non è, però attenzione, è giusto che la magistratura faccia il proprio corso, faccia le proprie indagini, i propri accertamenti e con la stessa siamo però pronti a un confronto serio e nell'interesse collettivo per ripristinare a questa zona appunto quella normale viabilità che merita, proprio perché come avete detto voi qua le imprese sono in grande difficoltà e rischiano appunto dei danni non indifferenti. Le settimane scorse sono stati fatti vari incontri anche perché non c'è soltanto il problema dei cavalcavia, qua c'è il problema appunto della ripavimentazione, ad esempio se voi vedete sulla A20 ci sono vari tratti che sono stati già completati, uno oggi sarà aperto che è quello appunto che dal chilometro 32 arriva sino all'ingresso, a poco prima l'ingresso di Milazzo, ma immediatamente dopo ci sono anche altri tratti che sono in corso di pavimentazione, qua sarà pavimentato tutto sino a Falcone al chilometro 61 circa, 63 circa, quindi significa che sia nella direzione appunto Palermo che da Palermo direzione Messina, quindi significa che c'è tutta una iniziativa che va verso la manutenzione e la sistemazione del circuito infrastrutturale stradale e autostradale. L'impegno del governo siciliano, dell'assessore Falcone è tangibile e la prova è la sua presenza oggi qui per capire, comprendere, verificare anche su sollecitazione del gruppo di Forza Italia di Terme Vigliatore e di Rodin Milici, perché ci tengo a precisarlo questo, i nostri consiglieri, i nostri assessori e il nostro sindaco attuale, perché come sapete a Terme Vigliatore c'è un commissario, il nostro sindaco attuale di Rodin Milici ha sollecitato questo incontro e ovviamente Marco Falcone, che tutti conosciamo e conoscete, non si è fatto pregare ed è qui presente per verificare
esattamente come stanno le cose. Oggi sciopero nazionale dei trasporti pubblici, sit-in anche a Palermo davanti la sede dell'assessorato regionale all'economia in via Notar Bartolo. Vediamo. Oggi aderiamo con gli autoferrotranvieri della Sicilia allo sciopero nazionale per il rinnovo del contratto, ormai scaduto da più di 3 anni. Non è più sostenibile questo comportamento delle associazioni datoriali di Astra, ANAP e Agent che sul tavolo nazionale continuano, come dire, a fare rimbalzare le richieste dei lavoratori. Ricordiamo che gli autoferrotranvieri non si sono fermati neanche durante la pandemia. Adesso il governo, che ha stanziato milioni di euro con il Ristori e con il Ristori 2, deve fare la sua parte, spingere affinché sul tavolo nazionale il contratto diventi realtà. Inoltre siamo davanti all'assessorato regionale all'economia della Sicilia. C'è una vicenda, come dire, AST, che veramente è, direi, quasi ridicola, visto che il governo continua a zavorrare l'azienda di cui è proprietario. C'è un blocco sulle assunzioni, c'è un blocco sulle progressioni di carriera, l'azienda, come dire, viene zavorrata e deve arrivare il momento, e oggi noi qui siamo per dirlo con forza, che il governo sdogani la continuità aziendale per un asset importante della mobilità siciliana. Noi abbiamo circa 80 aziende, ogni anno siamo a rincorrere il contributo regionale perché la mobilità da TPL ovviamente si muove soprattutto sul contributo regionale, sia sull'asset dell'urbano che sull'asset dell'extraurbano. È arrivato il momento che si faccia una politica di sistema sulla mobilità. Troppe volte abbiamo detto che integrare il trasporto pubblico commato col trasporto ferroviario è dare sviluppo, è dare economia sana, è dare occupazione in questa terra. È arrivato il momento che dalle chiacchiere si passa ai fatti. Il governo regionale metta al tavolo gli stakeholder, le associazioni datoriali delle imprese, le associazioni dei lavoratori e i sindacati e risolvano una volta per tutte questa problematica. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.